Ben ritrovati a Cattolichi dintorni. Nella puntata di oggi vi raccontiamo l'esperienza di volontariato realizzata da una cinquantina di studenti dell'Università Cattolica ed iscritti all'Azione Cattolica. Un tirocinio formativo all'insegna della solidarietà. Vediamo insieme il servizio. Siamo qua con Sara che ha trascorso 5 settimane in Abruzzo e vogliamo sapere qual è stata la tua esperienza. Partiamo dalle prime impressioni che hai avuto. All'inizio un po' di paura, un po' di spavento, quando siamo arrivati con la macchina abbiamo parcheggiato, tipo vedi le tende, non capisci bene l'ambiente. Poi siamo entrati, ci siamo presentati alla popolazione e ci hanno comunque subito accolto bene. Ho detto che sarei stata la responsabile, che sarei rimasta giù tante settimane e quindi loro comunque hanno accolto bene questa cosa perché una figura di riferimento la vedevano come importante. Un po' difficile la gestione con i bambini perché non ci conoscevano, abituati ad altri animatori, ad altri educatori, quindi volevano quelli di prima, però dopo comunque appena hanno saputo che stavamo giù e li facevamo giocare si sono subito comunque legati, quindi è stata una bella impressione di partenza con i bambini e con la popolazione. Hanno capito che eravamo giù per aiutarli, per stargli vicino, per ascoltarli, per tenere i bambini, quindi ci hanno accolto subito molto bene. Ma domani lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. L'impressione immediata che ho tratto dalla presenza nel campo è stata legata innanzitutto al contatto con le persone, per cui al tipo di relazione che si è creata con le persone all'interno del campo. La cosa che più mi ha colpito appunto in questo contatto diretto con le persone è stato il calore umano che è emerso da questa relazione, da questo incontro. Ho riflettuto più di una volta su come un evento straordinario, un evento drammatico come quello del sisma, come quello del terremoto, che ti fa perdere tutto, sia in grado di ricreare delle condizioni in cui ciascuna persona riparte dall'umanità, cioè dalla dimensione più profonda del proprio essere, ristabilisce e rimette sulla base i valori fondamentali della propria vita e da lì riparte nel costruire le relazioni con gli altri. Questo credo che sia stata per noi che abbiamo vissuto l'esperienza di volontariato l'esperienza più significativa, il tratto più significativo del tempo che abbiamo passato lì. Day by day, hold me, shine on me. Cosa ti ha lasciato questa esperienza? Mi ha fatto crescere, mi ha aiutato a essere un po' più consapevole di ciò che abbiamo e di ciò che è importante per la nostra vita, un tetto sopra la testa, un pasto caldo, ma ancora di più le relazioni che si instaurano tra le persone, tra chi ha bisogno di qualcosa e chi invece può dare qualcosa di sé per arricchire poi la vita di questa persona. Quindi credo che mi abbia aiutato a crescere dal punto di vista della sensibilità e anche del volontariato come parte importante nella mia vita. Domani è già qui. Che cosa ti ha spinto a fare questa esperienza? Mi ha spinto il fatto di poter essere utile alle persone che hanno bisogno e affrontando appunto un problema che si era verificato, il sisma in Abruzzo, e appunto dopo di questo ho pensato cosa posso fare io per questa gente e allora dopo questo ho pensato subito con l'Università Cattolica e con l'Azione Cattolica mi metto in contatto e partiamo. Domani lo so che si passa il confine e di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. Domani è già qui, domani è già
Per celebrare il centenario del primo volo in Italia, che si è svolto a Montichiari, l'Università Cattolica ha organizzato il convegno Oggi si vola. Ascoltiamo la testimonianza di Massimo Ferrari. Professor Massimo Ferrari, l'Università Cattolica ha organizzato la terza giornata di studio di storia sull'aeronautica. Ci vuol dire qual è il rapporto fra la Cattolica e l'aviazione? Ma dunque, premesso che il fondatore della Cattolica, il padre Gemelli, è stato uno studioso di aviazione, nel senso che ha studiato come psicologo il comportamento degli aviatori, ha preso anche il brevetto di pilota e quindi abbiamo un augusto antenato sotto questi aspetti. Adesso questa giornata di studi storici ha dato un contributo, secondo me, rilevante a una più completa conoscenza dei fatti del primo circuito aereo che si è svolto a Montichiari. Quindi la Cattolica, sotto questo aspetto, ha dato un contributo importante, il primo, non l'ultimo, per quanto riguarda una pagina rilevante della storia dell'aviazione nel Novecento. E come mai fu scelta proprio Brescia? Quali erano le condizioni storiche del luogo che favorivano questo incontro? Sì, questa è stata una delle scoperte che abbiamo fatto, perché le opere librarie bellissime che sono uscite hanno in genere detto Brescia perché ha portato via di volata gli aviatori a Bologna e a Milano, che erano gli antagonisti, perché erano le grandi città del motorismo. Brescia era allora già famosa per le corse automobilistiche, per le competizioni con le moto, era una delle capitali del motorismo europeo. Beh, in realtà non è proprio stato così, perché il circuito aereo è stato deciso nel 1908, quindi un anno prima. È stato deciso con un calcolo preciso, perché a Brescia si sarebbe tenuto nel 1909 anche l'esposizione internazionale dell'elettricità. Quindi nel 1909 Brescia ha avuto una serie di iniziative assolutamente d'avanguardia per quanto riguarda la scienza e la tecnologia. Questo molti lo dimenticano e invece è importantissimo. In quell'ottica è stato collocato anche il circuito aereo. Oh, we can be heroes just for one day. Il comitato è nato per volontà del Ministero dei Beni Culturali, ha avuto un iter parlamentare che è durato circa un anno. Il Ministero dei Beni Culturali dello Stato italiano ha riconosciuto che l'aeronautica italiana avesse il diritto-dovere di poter gestire questa celebrazione attraverso un organo giuridico che non fosse né un'imprenditoria privata e né un'associazione culturale, ma proprio si costituisse ad hoc con tutti i soggetti che in un modo o nell'altro hanno nel corso degli anni contribuito allo sviluppo di questo importante fenomeno culturale. Diciamo che Brescia è diventata da subito un po' il centro europeo di quella che era la nascente per l'Italia aeronautica italiana e quindi non si poteva non partire da Brescia con la prima celebrazione che casualmente, bisogna dire, coincide anche con questo centenario di questo importante primo circuito aereo di Montichiari. È chiaro che sarà una carrellata nel corso dei 3 anni che esisterà il Comitato Nazionale su tutta una serie di anniversari, celebrazioni che riguarderanno molte altre città d'Italia. La cosa sulla quale stiamo lavorando, ed è una delle ambizioni del Comitato Nazionale, è quello di fare una grande mostra retrospettiva che possa in un certo senso sintetizzare e recuperare tutto quello che è appunto questo grande patrimonio storico-artistico.